Beh, senz'altro è un miglioramento. A Bruxelles, se ho ben capito, si discute di un price cap che si aggira sugli 80 euro. Oggi l'acciaieria la paga credo 140-150 al netto delle agevolazioni. Ricordo con terrore che in giugno-luglio si pagava 410. Praticamente in luglio nell'acciaieria abbiamo pagato un mese 60 milioni e qualche cosa di energia e luglio dell'anno prima 5 milioni e 8, cioè 10 volte di più. È chiaro che per 2 o 3 mesi abbiamo rimesso dai 25 ai 30 milioni di euro al mese. Va bene, adesso sugli 80 è circa il doppio di quello che era nel 21, ma sarebbe già una misura sostanzialmente positiva, quindi auspichiamo. Non è chiaro cosa abbiano deciso a Bruxelles. Se decidono un price cap temporaneo di 80 euro, direi che è un bel sospiro di sollievo. Ritornare a 40, scordiamocelo, no? Scordiamocelo. Io credo che il mercato spontaneamente ritornerà verso gli 80 verso la fine del prossimo anno, almeno così si dice, perché il mercato si riassesta, i flussi del gas russo andranno all'est, quelli che andavano all'est verranno dalle nostre parti, sì, c'è il problema del gas liquido, i terminali e così via, le solite discussioni, ma alla fine del prossimo anno o giù di lì dovrebbe ristabilizzarsi e riequilibrarsi il mercato. Speculazione dovrebbe scendere, che ha fatto il suo alla borsa di Amsterdam e non solo, perché voglio ricordare che il prezzo dell'energia oggi viene pagata con riferimento al gas, anche se l'energia italiana è prodotta per il 40-45% con energie sostenibili, idroelettriche, eccetera. Quindi c'è anche speculazione lì, io pago il 100% riferito al prezzo del gas, mentre col gas è fatto solo il 55%. Ecco, tutto questo dovrebbe ristabilizzarsi e così ci concentriamo ad affrontare il downturn economico che è in arrivo e lo gestiremo al meglio.